Buongiorno a tutti, la redazione di Rovigo in diretta, la voce di Rovigo. Siamo in collegamento con lo stadio Battaglini dove fra poco più di 10 minuti inizierà la partita tra la FMCZ Rugby Rovigo Delta e il Viadana. Marco, cosa ci puoi dire di questa partita, insomma, per il Rovigo che vuole sicuramente riprendere dove aveva terminato prima della sosta? Allora, ciao Mattia, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, buon anno per chi ci vede per la prima volta qui allo stadio Battaglini. Sì, è la 10ª giornata, la prima di ritorno. La FMCZ quest'oggi deve vincere con sicuramente un bel bonus per riscattare la brutta prestazione della prima giornata dove Viadana vinse a casa propria. Insomma, una FMCZ che è cambiata radicalmente da quel lontano ottobre, da quella lontana partita. Ci sono stati innumerevoli cambi, anche in campo in panchina non lo andiamo a dimenticare, ma soprattutto adesso c'è il momento di guardare al futuro con una formazione che è veramente tosta, anche se ci sono 10 infortunati. Se andiamo a leggere la formazione, che tra poco lo faremo, sicuramente non si andranno a notare le persone che sono fuori, perché sono tutte prime scelte quelle che coach Alessandro Lovidi ha scelto per quest'oggi. Quindi insieme andiamo a leggere la formazione del rugby Viadana con Suase, Cerullo, Morsini, Dogliani, Crea, Madero, Di Chio, Locatelli, il capitano Paolucci, Romanin, Caila, Zottola, Ubina, Denti e Terenzio. Mentre la FMCZ risponde con Diederik Ferrario estremo e anche con i grandi capitani Lertora, Tulveiare, Varrining, Centri, Andrea Bacchetti l'altra ala, Giovanni Montemauri all'apertura con Alberto Chilone come Meloni di Mischia, Casado Sandri, Lucio Cosi, Stefano Sironi come flanker e poi Kien Murno e Paolo Staolo in seconda linea, Jean-Paul, Giulian e Leccioli per formare la prima linea, e in panchina vanno a sedere Cadorini, Lugato e Pomaro, Stavilo, Luga, Visentini, Gelli e Uncini. L'arbitro dell'incontro è Manuel Bottino di Roma, che ormai si diceva ha messo le tende qui in Rovigo perché molto spesso arriva al Battaglini e arbitra della FMCZ, congiugato da Alex Frazzone e Dante Elia di Bari come giudici di linea, Marco Vianello di Treviso come quarto uomo, il TMO è Alan Franzoni di Padova. Mancano 11 minuti qui al Battaglini, vi posso far vedere anche dalle immagini. Se si riprende, ecco, con le immagini in diretta, chiedo scusa, c'era Delta Radio che mi stava chiamando, quindi il bello della diretta è che il pubblico c'è qui al Battaglini, quindi c'è l'occasione, il clima è caldo, vi aspettiamo. Grazie Mattia. Sì, ringraziamo Marco e ci sentiamo insomma per i prossimi collegamenti.